Allora, stiamo sempre parlando di questi 220 miliardi di euro che dovrebbero arrivare all'Italia, ci auspichiamo, incrociamo le dita, che saranno presi a debito sui mercati finanziari della Commissione europea. Allora, queste risorse sono un assegno in bianco, l'abbiamo visto, quindi dovranno essere ben allocate. Agricoltura ha delle esigenze, ha dei progetti, ha delle istanze ben precise, ne abbiamo parlato anche prima. Tra queste c'è quello sconfinamento nell'ambito turistico che comunque dà un grossissimo respiro all'agricoltura, ed è l'agricoltura per la fruibilità delle persone, per conoscerla meglio, ma anche turistica di residenzialità, agrituristica, e quindi implica i fabbricati agricoli devono essere anche in qualche modo, ma per la stessa loro utilizzabilità, al di là delle finalità turistiche, ristrutturati per interagire in un contesto anche urbano, agricolo di un certo tipo, di vecchi borghi che vanno rivisti, insomma c'è tutta un'ottica di restyling. Questo è sempre importante, attiene al mondo agricolo e anche alla sicurezza, al di là di tutto, anche alla sicurezza, perché adesso si parla anche di sicurezza idrogeologica, sicurezza sismica, di edifici che a volte sono vecchi, che hanno bisogno di metterci mano, insomma. Di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Eccetera. Può essere, si può rientrare anche questo nell'ambito? Sicuramente se la politica mette a disposizione anche le risorse, penso che comunque la volontà c'è, perché pensiamo al credito d'imposta, pensiamo alla nuova Sabattini, alcune operazioni dal punto di vista finanziario e fiscale si stanno accentuando per valorizzare il settore, però serve progettualità concreta e sensibilizzazione da parte della politica di capire quali sono le strade da imboccare. Non a caso quando io parlo di agricoltura e dico bisogna tutelarla, anzi bisogna salvaguardarla anche per un futuro migliore, perché ripeto, c'è quel famoso rispetto del New Green Deal, che un tot di risorse devono essere utilizzate per conservare l'Italia verde e quindi per tutti quei progetti dell'acqua, dell'ambiente, del territorio, per fronteggiare la problematica dei cambiamenti climatici, che noi non dobbiamo sottovalutare. Ma chi la può gestire quella risorsa? Lo domando e i telespettatori devono dire se è l'industria o l'artigianato. Io credo che personalmente sia l'agricoltura il traino per fare questo tipo di cambiamento. C'è la mentalità, c'è la cultura per poterlo fare, c'è la rappresentanza adeguata per poter intraprendere certe strade, e appunto c'è la politica sente, ascolta anche queste voci, è in grado di interpretarle, di codificarle per poi farle attuare, perché poi anche quello conta molto, la strategicità di quel che si va a dire. Certo, però se si vuole essere lungimiranti e avere una visione anche del futuro, bisogna avere anche il coraggio di mettersi in campo e di fare scelte anche strategiche. Per tanti anni abbiamo investito nei capannoni, nell'industria, nel manufatturiero, del suolo, magari non avendo magari le materie prime da lavorare. Oggi anche il ferro ha avuto dei costi, degli aumenti stratosferici. Pensiamo a noi dell'agricoltura, negli ultimi 2 mesi abbiamo consegnato i cereali, le coltivazioni, quelle estensive, mais, soia, grano, a prezzi che oggi solo il business finanziario lo ha fatto crescere magari del quel 15-20% solo per far business, e mi riferisco al valore del mais, della soia, 50 euro, e quindi questo aumento... Sono cresciuti quindi spaventosamente. Sì, ma sono solo business finanziari, cioè alla fine sul lavoro di chi suda, di chi si rompe la schiena, si arricchiscono delle terze persone che non ne hanno neanche il diritto, e però cosa succede questo? Che sulla catena alla fine il produttore iniziale è costretto a sostenere quei prezzi sostenuti dovuti ai business finanziari, ma che non si contrappone a quello che è l'economia reale del produttore di latte o di carne, che sia bovina, suina o avicola, o del produttore di ortaggi o di vino quando andrà a comprare gli antiparassitari per trattare il proprio vigneto. Allora, a fronte di ciò noi dobbiamo mettere dei paletti chiari e far capire che a fronte il primo margine sta anche nel risparmio, e quindi l'aumento di quelle finanze va a discapito di quell'impresa che deve fare produzione.
Chiaro, assolutamente. A discapito, può essere che succeda proprio questo. Che e poi non lamentiamoci se le aziende chiudono a fronte di queste scelte, che non le fa la CIA agricoltori italiani, anzi è lei pronta a sostenere, certo il prezzo di mercato, ma il prezzo di mercato deve essere fronteggiato e riconosciuto anche a chi è il primo produttore iniziale, non alle multinazionali che magari le tasse neanche le pagano in Italia. È sempre il solito discorso, ma chi è che decide questo alla fin fine? Cioè, come avviene questo processo per poterlo cambiare? Perché si fa la domanda per poi poter intervenire concretamente a cambiarlo. Come vediamo anche di recente la magistratura e la giurisprudenza, e che alla fine ci può avere i propri intrallazzi anche al fine dei mercati nazionali, le borse a destra, Milano, tutte quelle che ci sono a livello mondiale. Questi business li fanno gli altri a discapito però di chi lavora. Io sono per l'equità, la riconoscenza a chi suda e si rompe la schiena per produrre, per far vivere la società, che gli venga riconosciuto un reddito dignitoso e una semplificazione di quel suo dare senza mai chiedere niente. L'agricoltura è una categoria che non ha mai chiesto niente a nessuno e si è sempre cercata di difendere con le proprie produzioni, però io vorrei vedere che se l'agricoltura si prende per mano e volesse bloccare tutte le produzioni e non dasse da mangiare alla gente, sa cosa succede? Non solo in Italia ma a livello globale, la guerra civile. Ecco. Allora, nello specifico, per poi giungere anche alla conclusione e far capire l'importanza di questi vostri interventi a livello nazionale, che però nascono sempre dal territorio, quindi da quello che dice lei, che rappresenta la categoria degli agricoltori della provincia di Padova, ma che può dire il presidente regionale, e poi deve farsi portavoce per quel che riguarda il nazionale. Dovrebbe essere insomma così, no, la catena. È vero. Sostanzialmente 220 miliardi di euro vanno impiegati, messi a bilancio entro il 2023. Sì. E poi vanno spesi entro il 2026. Bene. Tempi strettissimi, certo. Ma veramente, perché sembra che sia chissà un'eternità, sono tempi strettissimi. E se si sbaglia si perde tutto, ma qui si perde, come diceva lei, con aziende che sono già in perdita, non stanno arricchendo, non è un plus, magari un plus potrà essere per qualcun altro, certo. Ma facciamo la grande distribuzione sta andando bene, fa fatturati in più. Potrebbe essere per loro una ricchezza, ma per voi assolutamente no, quindi è importantissimo che vengano messi a bilancio, che siano poi anche concretizzati con progetti fattibili, quindi la fattibilità di tutto quello che è stato detto. Ha ragione in questa osservazione, e ha ragione, sa il perché. Perché il Veneto è stata sempre una regione virtuosa anche dal punto di vista della politica agricola comunitaria, e le risorse è sempre riuscita a utilizzarle tutte, però a livello nazionale abbiamo delle regioni che non sono riuscite a utilizzare tutte quelle risorse e tu sei costretto a restituirle alla comunità europea. Addirittura? Quindi certo, certo. E allora su quei 220 miliardi che abbiamo l'opportunità, innanzitutto quando presentiamo i progetti possiamo avere un anticipo del 13%, che possono essere circa 26 miliardi da utilizzare. Ma poi servono i progetti concreti di fattibilità, perché se i soldi non li spendi li devi restituire, e allora anziché essere un trampolino di lancio per sistemare alcune problematiche a livello nazionale, gli sperchiamo in cavilli paurosi della burocrazia, e poi a quello che veramente si mette in gioco per fare impresa e avere un ritorno successivo degli investimenti nell'attrazione turistica, nella valorizzazione del territorio, nella valorizzazione dei prodotti enogastronomici, nella valorizzazione della dieta mediterranea, nella valorizzazione del capitale umano, che probabilmente negli ultimi 20 anni questa è la chiave che non ha mai avuto le risposte. Il capitale umano non l'abbiamo mai considerato, è la parte più importante, poi ci vogliamo imporre perché gli immigrati, ma in agricoltura chi ci viene più a lavorare? Perché è un lavoro duro, la terra è bassa e non è facile da gestire, neanche da produrre, e allora a fronte di ciò io dico che se ci fossero state le famiglie come una volta, 5, 10, 8 figli, oggi la famiglia media italiana ha un figlio punto 2, di cosa stiamo parlando? Ma queste sono le politiche strategiche che deve fare un governo? No, Roberto, in una trasmissione televisiva. Certo, però lo dovevamo pensare prima di adesso. Oggi stiamo rincorrendo i problemi, non risolverli. Io spero che abbiamo questa opportunità comunque importante da che ci dia la possibilità di respiro e di rilancio e di resilienza del nostro Paese.
Ecco, a questo proposito, l'hai accennato al discorso dei giovani, tutto questo può vedere coinvolti in modo attivo anche i giovani naturalmente, perché quando parliamo di rilancio di certi settori, di sostegno importante, di progettualità che prevede anche la tecnologia e la digitalizzazione in agricoltura, sono tutte cose che attraggono, fattori attrattivi anche per i giovani per restarci in agricoltura, magari perché hanno la famiglia che se ne occupa, con un titolo di studio eccetera avanzato, e portare nuove competenze, no? Quindi uno ha ulteriore, l'importante è non scappare dall'agricoltura e lasciare magari che ci possano stare soltanto quelli che hanno la forza fisica di stare vicini alla terra, come ha detto lei. Però per far questo, anche in scelte politiche magari regionali, penso al piano di sviluppo rurale, no? Perché la politica agricola è divisa fra il primo pilastro, che sono magari le domande uniche, gli indennizzi diretti alla coltivazione, e poi c'è il piano di sviluppo rurale. Io credo che oggi per fare un salto di qualità non è che dobbiamo dare tanti soldi a un singolo o a pochi singoli, però se abbiamo 500 domande e abbiamo un budget che è... io credo che bisogna gratificare tutte le 500 domande, magari con un po' meno, anziché gratificare 50 persone anziché 500 con tanti soldi a uno. A fronte di progetti validi naturalmente. A fronte, sicuramente è un progetto valido, perché in agricoltura abbiamo testimonianze che non è che si ferma solo il figlio dell'agricoltore, c'è anche gente che viene dalla giurisprudenza. No, ma assolutamente, c'è una filiera che... per dare queste opportunità dobbiamo prendere atto che dobbiamo fare delle scelte coraggiose, anziché tanto a pochi, meglio poco a tanti, sicuramente noi andremo a fare degli errori meno clamorosi di quelli che abbiamo fatto fino ad oggi. Presidente, io la ringrazio, il tempo è volato, la ringrazio molto, le auguro buon lavoro perché intanto ne ha fatto parecchio, stando dietro tutto questo tipo di grande programmazione che deve essere fatta, anche di coordinamento, e buon lavoro anche per la sua attività naturalmente agricola che prosegue, perché lei appunto dice io lavoro, ci lavoro ogni giorno, so di che cosa sto parlando. Grazie ancora alla CIA di Padova, grazie a voi telespettatori di averci seguito, e al Presidente, noi ci vediamo come sempre domani. Grazie, buona serata.